22 anni, padovano, studente universitario di matematica, è lui l'hacker che la scorsa estate violò la piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Il giovane denunciato dalla polizia postale voleva testare la sua invulnerabilità, ha detto. Autonomia del Veneto, il governatore Zaia ha convocato per domani un tavolo tecnico con il team di esperti per analizzare il documento di preintesa arrivato qualche giorno fa da Roma. È morto il 44enne padovano ricoverato a Rovigo e colpito da meningite fulminante. Per volontà della famiglia donerà i suoi organi. Il nigeriano senza biglietto che fece condannare il capotreno nel Bellunese è stato a sua volta condannato per essersi rifiutato di mostrare i documenti. Per lui 15 giorni, 5 in meno del controllore. Abbandonano lungo la Romea sacchi di rifiuti per 3 quintali, denunciati 2 ristoratori trevigiani incastrati dagli scontrini finiti nell'immondizia. Un imprenditore padovano investe 500.000 euro nelle energie rinnovabili con la promessa di un guadagno sicuro, ma a 8 anni di distanza la vicenda finisce in tribunale. Resta forte il dibattito a Mestre sul caso dell'area dei Pili. Ieri pomeriggio in Consiglio Comunale con le lacrime fuori programma del sindaco Luigi Brugnaro. Marco Paolini, e avete visto poi ancora la parte cultura del nostro telegiornale, ci arriveremo tra poco. Allora, buongiorno e ben ritrovati in diretta con informazioni di Antena 3, la nostra prima edizione del racconto della mattinata. In primo piano c'è la denuncia a carico di uno studente padovano. Ricorderete la vicenda della violazione da parte di un hacker della piattaforma Rousseau. Bene, l'hacker è stato individuato ed è un 22enne padovano. Individuato l'hacker responsabile dell'attacco la scorsa estate alla piattaforma Rousseau, il sistema per le votazioni online e le attività politiche del Movimento 5 Stelle. Si tratta di un padovano di 22 anni, individuato dalla Polizia Postale di Milano e dal Centro Nazionale contro i Crimini Informatici. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione in casa del ragazzo iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico. Aveva violato il sito 24 ore dopo la sua attivazione, avvertendo lui stesso i curatori e indicando loro tutti i bug in cui si era imbattuto nella sua incursione informatica e spiegando come fosse riuscito a sfruttarli per entrare nella piattaforma. L'ho fatto per testarne la vulnerabilità, non avevo fini o motivazioni politiche, si è difeso il 22enne di fronte agli investigatori. Si tratta di uno studente universitario di matematica che come hacker si firmava Évariste Galois, come il geniale matematico francese appassionato di politica morto a 20 anni nel 1832 durante un duello. Gli investigatori stanno proseguendo le indagini per accertare se non vi siano anche dei complici. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha ringraziato la Polizia Postale su Facebook. Gli agenti hanno fatto un lavoro eccezionale grazie al quale si chiude finalmente questa brutta pagina, grazie, scrive Di Maio, mentre per Davide Casaleggio, che ha voluto colpire Rousseau, lo ha fatto a fini politici. È stato fermato l'esecutore materiale, conclude, ma ora spero vengano individuati al più presto anche i mandanti e gli eventuali finanziatori delle operazioni criminali contro Rousseau, il Movimento 5 Stelle e i suoi iscritti. L'Évariste padovano dunque ha perso il duello con gli investigatori. Poi arriviamo alla politica. Notizia di queste ore, una dichiarazione simile tra Berlusconi e Renzi: se non c'è un vincitore il 4 marzo si torni al voto. Ieri a Ring abbiamo discusso molto del fronte accoglienza, dopo quanto accaduto a Macerata, dopo il tweet di Roberto Saviano. Vediamo. Lui e le sue parole sconsiderate sono ormai un pericolo mortale per la tenuta democratica. Il mandante morale dei fatti di Macerata è Matteo Salvini. Vede, io non sono, io non sono d'accordo con le parole che ha detto Roberto Saviano. Io credo che si possa costruire un humus, va bene, di odio generalizzato nel nostro paese, che è prodotto anche da azioni e da metodi che Salvini ha messo in campo per tanti anni, per raccogliere voti, perché di fatto ha utilizzato la pancia delle persone per poter costruire un suo partito che non c'entra più niente con la Lega del passato, è semplicemente un partito di destra. Io sono un sindaco della Lega, governo in una città capoluogo del Veneto che è Rovigo e nessuno rincorre nessuno, non ci sono amministratori o miei concittadini che rincorrono extracomunitari piuttosto che richiedenti asilo. Perché dice ignorare la povertà? La povertà è un problema molto serio, tant'è che abbiamo investito 1,6 miliardi fino ad oggi e previsti altri 4 fino ad oggi in questi ultimi 2 anni e previsti altri 4 per i prossimi 2. Ne avete destinate 8
8 miliardi negli ultimi 2 anni tutte le 60, per assistere 200.000 persone. Vede, il problema è confrontarsi. Lei non può dichiarare che io dico delle inesattezze, perché lei che dichiara no, guardi, io le sto dando dei numeri, io le sto dando dei dati. Però state affrontando 2 dati diversi, diciamo. Aspetti, sindaco, perché vorrei che da casa si capisse dei dati. Lei confuti i dati. Allora, siccome sono scritti, tutte le associazioni che sono 62, tutta Italia, di tutte le estrazioni culturali e politiche che si occupano di povertà, hanno detto che per affrontare seriamente il problema ci vogliono 7 miliardi. E poi l'autonomia. Il governatore Zaia ha convocato per domani un tavolo tecnico con il team di esperti che lo hanno affiancato durante la trattativa e analizzare così il documento di preintesa che è arrivato qualche giorno fa da Roma. Il documento sulla preintesa dell'autonomia redatto dal governo è già arrivato sulla scrivania del governatore Zaia, ma prima di firmare il Presidente intende studiare con il team di esperti che lo ha affiancato durante tutta la trattativa ogni singola riga del testo. Domani in Regione è convocato un tavolo per discutere dei contenuti del documento arrivato da Roma. È in corso da parte dei nostri tecnici, spiega Zaia, un'analisi puntuale delle competenze sulle 5 materie sulle quali abbiamo già negoziato, anche per verificare se quanto in bozza corrisponde oppure no alle questioni trattate al tavolo romano. Poi ci sono altri aspetti da valutare, continua il governatore, non ultimo quello da noi posto fin dal primo giorno dei finanziamenti. Il nodo resta quello delle risorse che il Veneto ha quantificato in 9 decimi del gettito fiscale IRPEF e ILOR come il Trentino Alto Adige. Questo nodo non fa parte del preaccordo ma viene demandato al nuovo Parlamento che dovrà decidere in che maniera trasferire nuove risorse a Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Insomma, il conto alla rovescia è iniziato. Una volta ottenuto il via libera dai suoi tecnici, il governatore Zaia non dovrà far altro che attendere la convocazione a Palazzo Chigi per apporre insieme al premier Gentiloni l'ultima decisiva firma. Non ce l'ha fatta il 44enne padovano di Anguillara Padovana che da ieri mattina era stato sottoposto a un accertamento di morte cerebrale all'ospedale di Rovigo in rianimazione con diagnosi di meningite fulminante da probabile pneumococco. L'uomo è stato dichiarato deceduto poco dopo le 17 di ieri pomeriggio al Santa Maria della Misericordia a Rovigo. Non sarà effettuata alcuna profilassi allargata per la natura non infettiva della patologia. Il 44enne di Anguillara è arrivato in ospedale sabato scorso alle 11 dalla sua abitazione, dove era da alcuni giorni per un'apparente forma influenzale caratterizzata da febbre e tosse. I familiari hanno consentito la donazione degli organi. I giorni di terapia antibiotica all'ospedale di Rovigo, come garantito dal Centro Nazionale Trapianti, che è stato appositamente interpellato, rendono infatti possibile la donazione, come dicevamo, degli organi. 5 giorni in meno di reclusione per il viaggiatore nigeriano che fece condannare un capotreno padovano. Ricorderete, nei giorni scorsi quest'ultimo condannato invece a 20 giorni rispetto ai 15 inflitti al nordafricano. 15 giorni di reclusione è la condanna inflitta al viaggiatore abusivo Anianius Festus Amechi per non aver fornito le proprie generalità ad un controllore sul treno Belluno-Padova. Il nigeriano fu protagonista di un rocambolesco viaggio che costò una condanna a 20 giorni, 5 in più rispetto a quelli inflitti al nordafricano per il capotreno padovano Andrea Favaretto. Quest'ultimo era a bordo del convoglio partito dalla stazione bellunese di Santa Giustina, dove Amechi era stato fatto scendere dal primo ferroviere perché trovato con un biglietto contraffatto. A bordo del secondo treno Favaretto aveva chiesto al nigeriano il biglietto, ma questo non lo avrebbe esibito. A quel punto il capotreno avrebbe preso le borse del viaggiatore e le avrebbe messe fuori dalla carrozza, gesto che avrebbe fatto scattare la reazione violenta di Amechi, che, secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito Favaretto. Successivamente però gli avrebbe mostrato il ticket di viaggio regolarmente timbrato. Nel frattempo arrivò anche la polizia. Ora l'epilogo di tutta la vicenda, che risale al 2014, con una condanna per Favaretto che nel frattempo aveva denunciato per lesioni il nigeriano che da tempo ha lasciato l'Italia. Quei 5 giorni in più inflitti rispetto al viaggiatore abusivo suonano come una beffa per il capotreno padovano.
Stava percorrendo al volante del suo camion il passante di Mestre in direzione Trieste. Improvvisamente, per un malore, una distrazione o un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo nei pressi del casello di Preganziol, schiantandosi contro il guardrail e le barriere. Lo vedete, l'incidente è avvenuto poco dopo le 7 di oggi, non ha avuto fortunatamente conseguenze tragiche. Il camionista miracolosamente è rimasto illeso e per lui non è stato necessario ricorrere alle cure mediche. Sul posto sono intervenute la squadra dei Vigili del Fuoco di Treviso, il SUEM 118, la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi di legge del caso. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti. Un imprenditore padovano si fa convincere a investire risorse ingenti nelle energie rinnovabili, con la promessa di un guadagno sicuro, ma a 8 anni di distanza questa vicenda finisce in tribunale. Finisce in tribunale la vicenda di un imprenditore convinto a investire 500.000 euro nel campo delle energie rinnovabili, ma che poi ha visto andare in fumo i suoi soldi. Nel 2010 l'uomo, convinto da alcuni conoscenti della bontà dell'operazione, aveva versato la somma con la promessa della restituzione e di un profitto pressoché sicuro. Da allora invece non avrebbe più ricevuto nulla. Per questo ha deciso di rivolgersi ai magistrati. A fine febbraio inizierà il processo, con 6 persone sul banco degli imputati, con l'accusa di truffa continuata e aggravata. E torneremo tra poco a collegarci poi con Federico Fusetti per alcune novità a Padova. Intanto abbandonano lungo la Romea sacchi di rifiuti per 3 quintali, denunciati 2 ristoratori trevigiani incastrati dagli scontrini nell'immondizia. Allora ci colleghiamo con Venezia e Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Buongiorno da Chioggia. L'equipaggio della motovedetta dei Carabinieri ha deferito in stato di libertà 2 titolari di un ristorante originari della provincia di Treviso, ritenuti responsabili di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. A far scattare le indagini delle forze dell'ordine, infatti, questo frequente abbandono di sacchi di spazzatura lungo il ponte translagunare di Chioggia, tra i chilometri 91,700 e 91,900 della Romea. Gli accertamenti, che sono stati portati avanti nel tempo con l'ausilio degli ispettori ambientali di Veritas, hanno permesso da subito di ricondurre i rifiuti ad un'attività di ristorazione, visti i quantitativi e il materiale nei sacchi. C'erano imballaggi di prodotti alimentari, bottiglie in plastica, lattine, cartoni e anche avanzi di cibo. A incastrare i 2 è stato il ritrovamento di numerose comande simili tra loro e scontrini fiscali di riepilogo delle transazioni POS, con anche l'intestazione dell'esercizio pubblico. Dunque a quel punto Veritas si è presa carico della raccolta di tutti i rifiuti abbandonati, quantificandone il peso, e stiamo parlando di oltre 3 quintali per addebitare i costi dello smaltimento ai 2 titolari dell'attività. I militari dell'Arma invece hanno deferito i responsabili, oltre ad aver elevato 3 sanzioni per un ammontare di 300 euro per aver violato il regolamento comunale del servizio igiene ambientale di Chioggia. Da Chioggia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, d'altronde torneremo poi a parlarne anche alle 19, alle 19:30, perché questi ristoratori poi multati, come avete sentito, sono trevigiani. Adesso ci spostiamo a Padova, c'è in collegamento con noi Federico Fusetti. Buongiorno Federico, credo 2 persone arrestate, ci facevi sapere 115 kg di marijuana sequestrata? Sì, è proprio così. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. 115 kg di marijuana sequestrati e 2 cittadini cinesi, sequestrati e 2 cittadini cinesi fermati. È una scoperta particolare quella dei Carabinieri, che passando più volte vicino ad un casolare abbandonato, siamo lungo l'argine del fiume Bacchiglione, in località Castelcaro, quindi nella bassa padovana, avevano visto i balconi della casa sempre chiusi, ma dei fili che sporgevano dalle finestre. Poi si sono avvicinati, hanno sentito un forte odore di marijuana, allora hanno fatto irruzione dopo essere stati nascosti per un po' nella vegetazione attorno a questo casolare. Hanno fatto irruzione i Carabinieri e hanno trovato una vera e propria serra con una quindicina di stanze adibite alle varie fasi di lavorazione della marijuana e 2 persone all'interno, una delle quali, per non farsi trovare dai Carabinieri, si era addirittura nascosta in un'intercapedine del muro. Ogni stanza aveva una sua specificità nella lavorazione della marijuana, con luci fortissime
tra l'altro luci allacciate al servizio elettrico nazionale, quindi all'impianto dell'energia elettrica pubblico, e quindi sono accusati questi due sia di produzione e detenzione di sostanza stupefacente ma anche di furto di energia elettrica. Come dicevi, all'interno 112 kg di marijuana nelle varie fasi di essiccazione, sono state sequestrate anche 767 piante di cannabis di varie dimensioni, da pochi centimetri a 1,5 metri, e poi 133 lampade a LED, quindi pensate una vera e propria industria un po' particolare, se così la possiamo definire. Il valore della droga sequestrata oltre €1 milione, destinata sia alla comunità cinese ma probabilmente anche a quella italiana. Grazie a Federico Fusetti, torneremo a parlarne poi a partire dalle 18:30 nel telegiornale del Veneto, piuttosto singolare come avete sentito che poi a gestire questo smercio fossero dei cinesi. Il sindaco Brugnaro ha risposto in consiglio comunale alle accuse di conflitto di interesse che da mesi pendono su di lui per i progetti di sviluppo dell'area dei Pili, e all'improvviso durante questo suo discorso le lacrime. È questo il conflitto di interesse? Quale? Ho ristrutturato negli anni scorsi, ho ristrutturato a spese mie e tagliarci, con enormi risorse private, mie e del mio ex gruppo. Qual è il conflitto di interesse? Che ottengo in modo furbesco come si vorrebbe far pensare. Vergognatevi, lo dico io. Lo dico a voce alta, altissima. Si commuove il sindaco Luigi Brugnaro di fronte al Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria su richiesta delle opposizioni per discutere del futuro dell'area dei Pili. Accusato di conflitto di interesse, il primo cittadino si difende orgogliosamente, negando con decisione qualunque coinvolgimento personale nei progetti per quella zona, affidata come il resto delle sue proprietà al Blind Trust recentemente costituito. Tutto quello che ho fatto è stato per il bene della città da molto prima di diventare sindaco, afferma Brugnaro, dal restauro della Misericordia a quello della scuola del vetro Abate Zanetti, a tutti i milioni che ho investito in perdita sulla Reyer. Da sindaco, come avevo promesso, farò di tutto per creare sviluppo e favorire gli investimenti privati sul nostro territorio. Purtroppo ogni volta che si deve sviluppare una progettualità nuova scatta una sorta di gara a chi riesce a intestarsi il merito, fra virgolette merito, della battaglia contro un triste elenco di oppositori, spesso ricco di figure sfocate che poco o niente hanno mai fatto per ben figurare nella loro vita e nelle loro attività. Non ci lasceremo fermare da queste persone, promette Brugnaro tra gli applausi dei tifosi della Reyer che assistono alla seduta. I progetti su quell'area andranno avanti. Mi auguro che da questa discussione si confermi l'intenzione di presentare progetti e piani di valorizzazione per il recupero dell'area dei Pili, al fine di un suo disinquinamento e di un suo sviluppo all'interno del quale, io spero, vogliono inserirci il nuovo Palazzo dello Sport, il più bello e moderno possibile. Adesso parliamo un poco di... E poi l'appello all'amministrazione da parte dei mestrini che frequentano il parco della Bissuola. Si sostengano le attività dei volontari per sottrarre il quartiere a degrado e microcriminalità, così chiedono. Il degrado si ha quando un posto viene abbandonato. Alcuni cittadini della Bissuola si stanno organizzando in un comitato per cercare di invertire la tendenza che vede il parco albanese svuotarsi progressivamente di attività lecite per riempirsi di spacciatori e sbandati. La prima assemblea pubblica è andata in scena di fronte al teatro, chiuso ormai da 10 anni. I residenti ne chiedono la riapertura e quasi 1000 firme sono state raccolte per il ritorno degli sportelli decentrati dell'ufficio anagrafe. L'ufficio anagrafe serviva anche come presidio di legalità e tutto il centro civico serve come presidio di legalità in quanto rappresentando anche l'unione tra i cittadini e le istituzioni diventa un punto molto importante, crea passaggio di gente, crea vita nel parco. Tra le altre richieste quella di una maggiore illuminazione all'interno del parco e del mantenimento della sede dell'associazione Arcobaleno che l'amministrazione ha invitato a spostarsi a Campalto. Gli 80.000 euro spesi per abbattere i cubi non hanno sortito alcun effetto sullo spaccio, sostengono i residenti, che anzi negli ultimi mesi addirittura ha aumentato. Gli interventi di polizia da soli non servono, occorre ridare al parco la vitalità che aveva un tempo.
Non è solo uno spazio verde dove passeggiare, è uno spazio verde attrezzato dove vivono e devono continuare a vivere le associazioni, le attività sportive, la piscina, i campi da calcetto, da tennis, eccetera, che deve essere frequentato e che è frequentato da giovani, da anziani, da tutta la popolazione. Per questo ci siamo riuniti per difenderlo, per renderlo sempre più vivo. Adesso ci fermiamo per qualche istante, poi altre novità, vedremo anche la cerimonia di premiazione a Treviso. Vi spieghiamo tutto tra poco. – 12:50, quasi torniamo in diretta con la nostra prima edizione a Treviso, una novità importante per l'istruzione cittadina, il via libera dal Ministero per il diploma a 4 anni e anche per l'istituto tecnico Besta. Abbiamo saputo il 2 di febbraio di aver avuto anche noi dal Ministero la possibilità di entrare nel corso sperimentale dei 4 anni. È partita una sperimentazione che potrebbe rivoluzionare la scuola italiana, terminare il ciclo di studi superiore in 4 anziché in 5 anni. Ad aprire le porte al rivoluzionario ciclo di studi in città è l'Istituto Professionale Statale Fabio Besta. Con l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, il Besta è il primo istituto tecnico breve. Dal prossimo anno, dopo 4 anni di studio, uno studente potrà conseguire il diploma di tecnico dei sistemi informativi aziendali. Il ragazzo che uscirà con questo diploma è in grado di curare la comunicazione multimediale a tutti i livelli, sia per aziende piccole che per aziende grandi. Si tratta dunque di un percorso innovativo con laboratori specifici, lezioni online certificate, certificazioni in lingua straniera, stage e tirocini nelle aziende. 4 anni di studi approfonditi in grado di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Sarà un esperto di informatica legato all'economia aziendale con l'ausilio delle lingue, dei laboratori tecnologici, saprà utilizzare i blog, i siti aziendali. I ragazzi che testeranno la novità avranno la possibilità di mettere in tasca il diploma a 18 anni, come del resto avviene già in molti paesi europei, compresi Inghilterra e Germania. Una misura non di poco conto che potrebbe aiutare ad arginare il fenomeno dell'abbandono scolastico che spesso si verifica proprio al 4º anno. Un'idea e una possibilità che piace a molti studenti. Sì, lo sceglierei. Posso usufruire di tutti i benefici che avrei con lo stesso corso quinquennale, quindi qualsiasi progetto che la scuola o opportunità che la scuola appunto ci offre, posso tranquillamente accedervi. Sì, vorrei avere questa opportunità, conseguirei un diploma in 4 anni rispetto ai 5 classici e grazie a questo avrò un'opportunità anticipata nel mondo del lavoro rispetto ai miei coetanei. Per chi è interessato a questa nuova opportunità e ha bisogno di chiarimenti, venerdì prossimo alle 18 presso la sede centrale a Treviso in Borgo Cavour le porte saranno aperte per un Open Day straordinario per famiglie e studenti. E ora la cerimonia di consegna ieri sera al Teatro Comunale di Treviso del Totila d'Oro, le cittadinanze onorarie conferite dall'amministrazione a personaggi simbolo della trevigianità. Credo che questo sia il grande suggello di una città che punta tutta la sua identità su elementi di carattere culturale in tutte le declinazioni. Marco Paolini, Mario Brunello, Andrea Marcon, Tullio Giacomini, Gilles Villepreux. Treviso premia con il Totila e la cittadinanza onoraria simboli della sua stessa identità, cultura, passione civile, solidarietà, rugby. Al Teatro Comunale la storia di chi da Treviso è partito e ha portato la trevigianità nel mondo e ci ritorna con la passione di chi la riconosce come casa ideale. Una cosa che mi fa molto piacere sapere che la città sia al corrente di quanto sto facendo fuori per la musica e sono felice del premio, certo. Mi prendono in giro, ma non è un premio alla carriera, quindi no, è una cosa che mi onora e che mi dà un'occasione in più di essere di nuovo tra i cittadini di questa città dove sono cresciuto. Basta, le emozioni me le tengo dentro. Adesso quando mi chiedono da che parte d'Italia sono, io cerco sempre di cominciare da Venezia, no? Perché lì almeno capiscono subito la zona, poi quando mi chiedono più particolari dico Treviso. E adesso a ragione mi fermerò su Treviso. Sono contento perché ho sempre avuto un
un affetto per questa città, per il Veneto e per questa città, perché è legato al mio passato di rugbisti e il fatto che ho conosciuto tanti giocatori di qualità che sono venuti dalla Benetton o prima anche dal Metal Chrome. Chi sta sotto i riflettori, chi invece nel volontariato opera nella discrezione, essendo altrettanto dirompente. Se si riesce a mettere insieme della solidarietà fra la gente, probabilmente si otterrebbe una migliore convivenza generale. Bene, è tutto, adesso resta il tempo di ricordarvi che tra pochissimo c'è Ore 13, insieme a Nicola Zanetti oggi parliamo di ortopedia, le nuove frontiere della riabilitazione con il dottor Mattia Milan, esperto in nuove tecnologie ortopediche e sanitarie, il dottor Massimo Pulin che è presidente della Sanità Confapi. A 20:10 questa sera ancora l'attualità politica, ospiti in studio Massimo Bitonci per la Lega Nord e l'onorevole Vanessa Camani per il Partito Democratico. È tutto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore, poi ci rivediamo a partire dalle 18:30. Buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Molto nuvoloso sul Triveneto con tempo in peggioramento col passare delle ore. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 5 febbraio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso ma asciutto al mattino con ampi spazi soleggiati su Bellunese e Trevigiano. Dal pomeriggio prime piogge sui settori meridionali ma entro sera diffuse un po' ovunque. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, minime tra lo 0 e i 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Ampio soleggiamento al mattino con cielo poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Col passare delle ore più nubi ed entro sera piogge diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza stabile anche sulla nostra regione, qualche foschia mattutina possibile sui settori settentrionali, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, minime intorno allo 0. Il mare sarà generalmente mosso, i venti invece saranno moderati orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.